Vittorio Angius indicava Sammugheo come un villaggio della Sardegna nella provincia di Busachi, compreso nel mandamento di Sorgono, della prefettura di Nuoro e nell'antica curatoria del Mandra Elisai, del regno di Arborea. I samughesi, scrive Angius, sono gente di ottimo fisico, robusti, vivaci e di buona morale, laboriosi questi, e anche comparativamente industriosi. Sammugheo vive di memoria. Segni arcaici hanno disegnato nel suo territorio la presenza di una civiltà ricca di storia, di folklore, di arte e ospitalità. Il filo che ricostruisce la lunga sua storia nell'alta valle del Tirso affonda le radici in un passato che appare remoto. Dolores Turchi ha dedicato un'intera monografia a Sammugheo, raccontando storie, usi, costumi, personaggi e leggende. Se con lo splendido abito tradizionale si tramanda di generazione in generazione l'arte del ballo sardo e la passione per le tradizioni popolari, per capire il vero significato del carnevale sammughese bisogna rifarsi ai miti e ai riti legati alla cultura pastorale tipica della Sardegna centrale. La nostra associazione nasce nel 1986, perché la maschera uscì un anno prima, quindi la fondazione dell'associazione è stata fatta subito ed è una maschera che era assente dal nostro paese già da circa 40 anni. Infatti fu una vera folgorazione quella di rivederla dopo 40 anni, specialmente per la gente come me che l'aveva conosciuta da prima. La maschera è composta da numerosi elementi che fanno esibizioni un po' dappertutto, però la maschera è nata principalmente perché Sammugheo si era appropriato di un pezzo di storia che ormai aveva scordato. Il significato delle maschere di Sammugheo appartiene al sacro e al profano insieme. Compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, richiamate attorno al fuoco. Dolores Turchi ha dedicato tanta parte della sua ricerca al recupero delle maschere di Sammugheo e ritiene che siano quelle che conservano maggiormente le caratteristiche da cui traggono origine. La maschera del Mamuzzones aveva fatto effetto perché portava un elmo di sughero che inizialmente era chiuso completamente, non si vedeva la faccia, poi per motivi di esibizione, perché era troppo pesante da portarla senza l'aria, allora è stato fatto un taglio in modo da permettere la respirazione della persona. Sugasliddu è composto da quest'elmo in sughero che è ricoperto di pelle di capra, da una pelle di capra, e in più c'è delle corna. Solitamente corna di caprone o corna di montone. È una maschera molto antica. Il Licheri ne parlava già nel Settecento di questa maschera e poi il Bonu ha continuato a parlarne scrivendo che questa era la maschera più antica che si conosca, almeno per quanto riguarda i documenti scritti. È una maschera che porta una pelle di capra, oggi porta i gambali in pelle, ma prima aveva dei gambali in pelle sempre ma con la lana. E in più ha una samazzola, un bastone, che oggi non porta più perché era ingombrante oltretutto, specialmente quando si andava fuori, però era già intervenuta la giustizia per dire no, non potete portarlo perché quella è un'arma che potrebbe colpire chiunque, quindi quella non potete portarla nelle esibizioni. E infatti la porta soltanto qualcuno, solitamente a portarla è quello che comanda il gruppo. Surzu, tenuto per la vita da suo amadore, il suo guardiano, ogni tanto cade a terra, fingendo la passione che precede la sua morte. Le maschere di Mamuzzones rappresentano invece i seguaci di Dioniso, il dio che ogni anno moriva e rinasceva, come la vegetazione, rappresentato dalla maschera zoomorfa de Surzu, che indossa un'intera pelle di capra con la testa attaccata. I Mamuzzones, con ritmo assillante del loro incedere, formano un cerchio e danzano per poi completare il rito. I sonagli hanno un significato apotropaico, vogliono cioè, con il loro suono, tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. La maschera
più importante è la maschera che era destinata al sacrificio, cioè Surzu. Surzu è una figura molto complessa che abbiamo recuperato subito dopo aver visto questa maschera, la maschera di Mamuzones, ed è una maschera misteriosa, una figura che non era normale perché veniva maltrattata, veniva pestata e ancora oggi, nonostante si faccia la finta, ci sono ancora delle violenze. Questa maschera di Surzu è la maschera che si distingue di più, innanzitutto perché a vestire quella maschera è sempre un giovane molto alto e robusto, e in più perché è quello che fa l'esibizione vera e propria. Le altre sono tutte figure che fanno da contorno, i Mamuzones fanno da contorno, anche se hanno una parte importantissima, perché lo accompagnano, solitamente lo accompagnano a morire. E infatti lui si butta a terra e fa finta di morire. Cioè è una figura magica, perché prima di morire questo andava in giro per il paese e cercava di aggredire tutti. Ma adesso si sa perché cercava di aggredire tutti, perché questo veniva innanzitutto, riceveva tanta di quella violenza che cercava di liberarsi in tutti i modi dalla fune o dalla catena che lo legava. E in più era un personaggio sacro. Tutte le donne, specialmente quelle che non avevano avuto figli, cercavano sempre di toccarlo, mentre le giovani lui addirittura gli dava la caccia. Infatti anticamente su Moderadore diceva di moderarsi, di stare attento, avvisava le donne, dice: se avete le vostre cose state attente perché questo sente il fiuto e vi corre dietro. Le maschere di Samugheo comparivano in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, richiamate in piazza dal suono di un corno e pronte a sfilare per le vie del paese fino ai riti della Quaresima. Noi continuiamo così il nostro viaggio tra i ricordi. Poi Cesare de Samugheo, una vita abbastanza ricca di tradizioni, di costumi, di estas, ricca di triballos metal manuales, di tappetos, però è una vita ricca a livello di mascheras. E te mascheras tenies e vi rappresentano in vita vostra? Ma se dare che in Giorgio comincio a potenare le vince che lo rappa con notte, cioè sto carro antico. Potenare questa maschera in minchilleo, biesi, vince risfilando, questa in pizza su carretto, no? Questa fu una maschera bellissima che fu fatta da due persone che disegna in un monsignore che poi in pizza e su pupazzo posto in pizza carretta ciccio in una carrata, in una botte. Questo andava in giro da domo in domo, domandando, vendo sa questo, domandando diciare che è una cosa a minchilleo. Naturalmente tutto diceva che è una cosa, che non poteva entrare un litruino, oppure usare tizio, o caso, o zippulas, o cururgiones. Cioè vai ognuno senza rispovero, diceva sempre che è una cosa, perché questa maschera è una figura sacra, cioè questa maschera che entra dai domos porta fortuna e abbondanza. E questa maschera è Surzu? Questa maschera di Surzu è questa figura più misteriosa che non ho che venire, questa è una figura che sia da sola, cioè gioca solo questo duo, questo stress accompagnatore di questo bestioso, questo gabbano niedu. E lo partanti in giro. Su Surzu andava con il suo intraia dai domus, il suo voluto convidante, solo che esso tenia da gusto di ridifendere, già non ha gusto di ridifendere, ma cercava ad essere violento, cioè vuol uno che già ventata, come podia, certo che ultimamente non fu diventato uno gioco, ma prima non fu uno gioco, prima fu una cosa critica, che te gusto fu portando da morire. Questa manifestazione a Maimone è diventata meda manna e arriva gente da tutta la Sardegna. Il test Posamugheo, e te diventa Posamugheo. Prima cosa ti dimostra che questa maschera è bella, questa maschera nostra, perché chi non ha una cosa che ti interessa da non bene, cioè sul fatto che entra dai noghe sull'uso della gente bene può dire questa rappresentazione, è vero, ma saprò spiegare è sempre l'ultima che arriva da questa maschera nostra. Poi naturalmente dovevo fare una manifestazione del bisogno di tutti gli altri scuole. Noi, come era una schiosa, come cominciavo a questa manifestazione, ho spuntato subito a seriare tutti i maschere che gli stiano dando.
E infatti la prima manifestazione che si stava fatta nel 1996, che venuti tutti in maschera sconosciuta standard, tipo Vonni, tipo Bosa, tipo Tonara. E fu andata bene, sono morta. Ho provato a ripetere e sta andando ancora meglio. Dove la canto noi cresce come ho visto in questi ultimi anni. Ma oltre che motivo che è un'esibizione culturale, un'esibizione di maschera che punti tutto è ricca di cultura, perché ognuno che sta adesso da sua, ognuno che sta del suo mondo suo. Ha venuto maschera di Slovenia, ha venuto maschera di Romania, ha venuto maschera di Spagna, ha venuto maschera di tutta Italia, in Italia pure che è una medasa, e quindi noi abbiamo cercato di variare continuamente i modi, è sempre interessante. Però in maschera sarda si parla sempre di più belle. Alla fine di questo viaggio ci accompagnano ancora le parole di Vittorio Angius. Le donne di Samugheo hanno la moda particolare di portare in maniera di velo una pezza di panno verde. Alcune però nei giorni festivi l'hanno già cangiata di un velo bianco e lo portano appeso al capo. Nel giubbone invece amano poi il colore rosso e lo adornano al gallone d'oro. Salutiamo così la comunità di Samugheo, ringraziamo ancora l'associazione culturale Mammuzzones e Gigi Deilda. Noi intanto saliamo nuovamente a bordo e riprendiamo leggeri il nostro viaggio in Sardegna, sulle ali di un percorso che si racconta anche attraverso autentiche emozioni. Buon viaggio!